Ecco, non ho fermo là, Nardo, che noi siamo in onda adesso di Notelli, li coinvolgiamo di sicuro. Mi aveva chiesto la parola Furlan un secondo, poi voglio sentire anche Zaramella. Niente, praticamente abbiamo cercato di individuare cos'è che non è andato negli anni scorsi e di chi sono presumibilmente un po' le colpe. Ma dato questo fatto... Ma serve per uscire definitivamente, sì, cioè esatto. Nessuno vuole recriminare niente. Dice, questa estate è passata, è andata male perché è andata così, adesso le cose devono cambiare. Io penso proprio che il rapporto agenzie immobiliari, costruttori, debba essere stravolto, nel senso, oggi com'è che funziona? Io costruttore individuo un intervento, faccio i miei progetti, parto a costruire, vado all'agenzia immobiliare, gli dico guarda ho queste cose qua da vendere, se hai qualcuno interessato sai che queste sono le mie soluzioni, questi sono i prezzi eccetera. Mentre secondo me l'agenzia immobiliare ha uno strumento di misura potentissimo, nel senso che è l'agenzia immobiliare che sa che conosce le esigenze di chi deve comprare casa, perché è lei che ha il contatto con chi chiama per chiedere informazioni. Allora io dico, io imprenditore devo andare dall'agenzia immobiliare non a presentargli un progetto, ma a chiedere cosa devo progettare, nel senso, tu agenzia immobiliare, d'accordo, dimmi cosa c'è, che potenziali ci sono in giro. In questa zona qua ho 50 richieste per appartamenti con ampio soggiorno e 3 camere, ok? Allora so che lì ci sono 50 richieste di quel genere e magari costruiamo qualcosa assieme perché sappiamo che lì c'è una richiesta. Invece in questo modo attualmente, così come stiamo operando, io porto all'agenzia i miei progetti, l'agenzia ha delle chiamate, succede che io non ho richieste e ci sono richieste che non hanno un'offerta adatta, che è un paradosso. Zaramella, gliel'ha data, il piatto è pronto. Assolutamente d'accordo con quanto ha detto Furlan. Il problema è che è un caso raro, Furlan, voglio dire, cioè, se fossero tutti così sarebbe una gran cosa. La filiera è però fondamentale. Così dovrebbe essere, perché poi adesso credo che Nardo concordi su questo punto di vista, cioè consumatori, concorda, dopo le do la parola, aspetti, finisce Zaramella. Fermo là, dopo glielo dico, aspetti Zaramella, fermo un attimo, aspetta. Bravo, Zaramella finisce. Allora, ad esempio nel nostro osservatorio immobiliare, che lo facciamo da 12 anni, negli ultimi anni da quando è nata la crisi, l'abbiamo implementato non solo nei valori immobiliari, ma anche nella tipologia costruttiva che si vende e nella tipologia che compra, quindi noi sappiamo se compra il single, la coppietta, se compra la famiglia con più bambini, abbiamo tutta una statistica e quindi di conseguenza anche cosa comprano. Sono tutti dati che noi riteniamo fondamentali, molto importanti. Però ve li tenete per voi e i costruttori? No, assolutamente no. Noi siamo ben aperti a lavorare con i costruttori, infatti dovremmo far filiera e dire, come ha giustamente detto Furlan, prima di comprare un sito dire questo è un sito valido, c'è richiesta in questa zona, cosa chiedono in questa zona, che tipologie servono, quindi se facessimo questo probabilmente le cose... Torniamo alla professionalità di cui dicevo io prima, se la filiera che è composta da tutti i soggetti che operano in questo settore si comporta correttamente, partendo dalla domanda offerta e dalla costruzione, la filiera non avrebbe portato ai disastri che abbiamo visto. È una questione di professionalità e di cultura di costruzioni che si è persa negli ultimi anni perché il mercato è stato drogato. Chi poi ci ha rimesso di più sono poi di fatto quelli che hanno cercato di comportarsi meglio, che hanno trovato contro un mercato molto più spregiudicato, con costi più bassi e con quello che abbiamo visto. Se posso finire, scusami, sai se sì, no. Quando si vendeva tutto non è che non serviva, non era fondamentale la professionalità, oggi è assolutamente fondamentale. Quello che dicevi tu prima, cosa succedeva? Succedeva che l'investitore, chiunque potesse avere del denaro liquido, investiva, acquistava del terreno e poi andava non a prendere l'impresa migliore, ma l'impresa che gli faceva meno, che spesso magari le soffocavano, spero le pagassero anche, voglio dire, per realizzare, quindi di qualità lì ce n'era ben poca, ma non era colpa dell'impresa, perché se all'impresa gli dai 10 ti darà un prodotto da 10, se gli hai chiesto 10. Bombonati.
Sì, la bolla ha riguardato anche la nostra categoria ovviamente, quindi come no, ma siete stati coinvolti, compresi i notai sono stati coinvolti se non sbaglio, no? Anche i notai ne hanno subito le conseguenze. Come nel settore artigiano imprenditoriale, anche da noi nei periodi del boom hanno aperto chiunque. Quindi l'invito è guardare la storia dell'impresa, guardare la storia anche dell'agenzia, perché non ci togliamo dalla responsabilità. Ma io chiedo questo, e dopo non so se concorda l'associazione dei consumatori, vedo che tanti cittadini chiedono garanzie, chiedono certificazione energetica, chi ha bisogno di averla così pro forma va sul web, se la prende su famosi... non facciamo i nomi, però altrimenti dici io vado da, l'unico conosciuto, vado a Casa Clima della situazione e mi faccio fare una valutazione energetica. Vado dall'associazione, se il medico non interviene correttamente, vado dall'ordine dei medici, vado dall'ordine degli avvocati che dovrebbe controllare, sì lo so, apri di cielo, però teoricamente il cittadino non ha. Vado dall'associazione dei consumatori, che qui da noi in Italia, poverine, non sono, languono, ma in Europa sono fortissime, abbiamo visto quello che sta succedendo col caso Volkswagen, vado dall'ANCE costruttori, vado dall'associazione degli intermediari, dovrei avere l'associazione di categoria che si fanno forti di qualcosa, mi garantiscono, questo non opera correttamente, questo costruttore non opera correttamente. C'è qualche possibilità, una forza nelle vostre mani, in modo tale che chi è corretto rientra in qualche modo in un certo tipo di garanzia e il cittadino sa cosa fare o no? Perché altrimenti, giustamente, voi avete detto, e lei stesso Presidente ha detto, è fiorito l'ira di Dio, e lo sappiamo, sia gli intermediari che costruttori. Costruttori è da sempre purtroppo, però, è una categoria pari impossibile. Pari impossibile, ma ci vuole una legge. Ci possiamo rendere, per forza, perché ci dobbiamo rendere conto che per costruire non serve nulla. Uno apre un'impresa di costruzioni, non dovrebbe essere così. Con la marca da bollo va in Camera di Commercio e diventa un'impresa di costruzione. Ecco, è possibile ancora nel 2015 questo, Presidente? Noi è anni che chiediamo l'albo dei costruttori anche per le opere private, non solo per le opere pubbliche. Così importante. Posto che sia la soluzione di tutti i mali anche gli albi, perché poi però attenzione, ne abbiamo di esempi. Però il fatto che non sia necessaria nessuna qualifica per un costruttore che deve, ripeto, fare un oggetto che deve durare nel tempo e ha una responsabilità, un importo importante, non è possibile. L'idraulico fa un corso e ha una sua attestato, tutti hanno un attestato. Io non conosco nessun tipo di lavoro che non abbia un attestato di qualifica. L'unico lavoro che si può fare senza attestato è quello dell'imprenditore edile, il quale va in Camera di Commercio con la marca a bollo, apre la impresa di costruzioni tale Italia. Poi abbiamo i terremoti. Sappiamo tutti e due il motivo comunque, non è che ce lo nascondiamo. Infatti, nella bolla economica immobiliare giustamente il subappalto la faceva da padrone, quindi l'albo famoso è stato un po' stritolato tra le grinfie di chi aveva piacere che chiunque potesse fare il subappaltatore, perché l'accesso alla professione l'abbiamo messo al Senato più di qualche volta, mi sembra. Io invece ritengo il subappaltatore, che io non chiamo nemmeno subappaltatore, ma chiamo collaboratore, perché il subappaltatore sembra che sia una categoria inferiore. E solo in Italia abbiamo i limiti del subappalto, tutte queste cose che non servono a nulla e viene dimostrato tutti i giorni, purtroppo anche spesso dalla Procura. Io ho il massimo rispetto per i miei collaboratori, perché le imprese di costruzione sempre di più sono solamente dei coordinatori di processi più complessi, e più si andrà avanti, più i processi saranno complessi, e più ci vorrà della specializzazione da parte vostra, soprattutto perché noi diventeremo quello che vorremmo essere, i general contractor chiamiamo, o delle persone che coordinano attività più complesse per fare un prodotto che, dovendo diventare moderno, ha bisogno per forza di un altro percorso che è diverso di quello di oggi. Certo. Gliel'abbiamo presentata a questo punto notaio, perché tutto è pronto per il suo intervento a questo punto. Perché mi fa un po' piacere sentire questi discorsi dove si comincia a parlare di selezione, di esami. Noi, sapete, siamo... E di controlli, perché il notaio deve fare anche i controlli. Lo so. Che controlli fa il notaio. Noi siamo forse gli unici professionisti che per esercitare appunto la professione dobbiamo superare un durissimo esame. Allora, questa professione viene sempre portata come una tutela di casta, ma vi assicuro che la selezione è una cosa che va a tutela dell'intera collettività,
Se anche in altre professioni, in altre attività ci fosse un maggior controllo, io penso che il beneficio sarebbe generale. Allora, chiariamo qual è il nostro ruolo. Noi sostanzialmente abbiamo un ruolo che è molto antipatico, purtroppo, che è quello di incassare le imposte indirette. Si è parlato di fiscalizzazione, si è parlato soprattutto però di imposte dirette, quelle che colpiscono il prelievo, l'imposta sul reddito, mentre in Italia ci sarebbe molto da fare anche sul tema delle imposte indirette, cioè l'imposta di registro, l'IVA, cioè quelle imposte che colpiscono il trasferimento di proprietà. Poi esercitiamo anche un'attività di tutela nei confronti di entrambe le parti che evidentemente in questi anni, forse questa è la nostra colpa, non siamo riusciti a trasmettere ai cittadini che si avvicinano nei nostri confronti come appunto una casta che dà lettura dell'atto non capiscono esattamente quello che stiamo facendo. Sotto questo aspetto ben venga appunto la sinergia tra i consumatori, tra agenti immobiliari tecnici che messi assieme, ciascuno curando l'aspetto che gli compete, riesca a dare incontro alla cittadinanza. Lei si parlava di aspetti tecnici, di modalità costruttive, questo diciamo la verità non compete a noi altri, io non posso sapere se un immobile è costruito bene o se rispetta determinate caratteristiche costruttive, questo aspetta il costruttore, aspetta l'agenzia immobiliare che hanno un ruolo ben preciso. In termini di imposte indirette, dicevo, c'è molto da fare. Noi, dico una cosa molto banale, abbiamo una normativa, ad esempio, per cui l'agevolazione prima casa non può essere chiesta da parte del soggetto che è ancora titolare della casa che sta con grandi difficoltà cercando di vendere e quindi un po' la catena si ferma, io non riesco a chiedere l'agevolazione prima di acquistare la nuova casa, non riesco a venderla all'altra, quindi tutto il mercato in un certo senso si blocca. Basterebbe molto semplicemente introdurre una norma per cui l'agevolazione prima casa, ad esempio, potrebbe essere chiesta da chi ha sottoscritto già un preliminare, magari registrato e trascritto, in maniera di dare respiro. E finora abbiamo parlato dell'aspetto, diciamo, degli immobili abitativi, ma guardate che c'è un intero settore del mondo immobiliare che è completamente paralizzato, mi riferisco a quello dei capannoni, dei negozi. Sulle aree edificabili, ecco, ci sono da fare dei distinguo perché meglio più si ferma quel settore lì, ben venga, perché altrimenti andiamo a sfruttare ulteriormente un territorio che è devastato. E con le conseguenze. Il problema è che l'Agenzia delle Entrate è rimasta sotto questi aspetti ancorata ai valori di qualche anno fa, perché un principio molto semplice per cui la tassazione, ad esempio, dell'acquisto dell'immobile abitativo sia parametrato non sul prezzo ma sul valore catastale è una norma molto intelligente che incentiva l'acquisto degli immobili abitativi, ma per le altre tipologie questa regola non c'è, addirittura nell'acquisto dei terreni agricoli vale la regola del valore venale. E cosa fa l'Agenzia delle Entrate? Va a vedere i prezzi medi senza sapere che magari un terreno può essere intercluso, uno è fronte strada, quindi hanno delle caratteristiche tipologiche completamente diverse. Ecco, su queste cose qui introdurre ad esempio una norma di questo tipo io sono convinto che ben agevolerebbe appunto questa ripartenza del mercato, quindi che da parte nostra devo dire seppur lieve la stiamo notando, non quei numeri che sono stati riferiti prima perché voglio dire 30-40% è fantascienza, c'è una ripresa. Sì, sappiamo infatti che i numeri ecco, c'è una ripresa soprattutto dei mutui che però è molto legata alla rinegoziazione molto di più di quello che si pensa. Sapevamo infatti che c'era questo aspetto. Certo. Gianni Bacco. Io noto che dietro la parola liberalizzazione si sono abbassate le guardie per chi invece le regole le aveva. Noi avevamo le commissioni camerali. Le commissioni camerali erano delle commissioni a costo zero, invece qualcuno ha detto che costavano e quindi non si potevano più sostenere questi costi. Non è assolutamente vero perché in quasi tutte o quasi le commissioni camerali, cioè le commissioni dove, presso le Camere di Commercio, dove venivano discussi i casi di segnalazione verso agenti immobiliari o verso liti che ci potevano essere tra agenti immobiliari e clienti o insomma tra soggetti interessati dalla compravendita o dalla locazione immobiliare, si è pensato bene di esautorarle. Quindi è un bel momento. Spending review. Spending review che non c'era perché io ricordo che per quanto riguarda Padova quando FIAIP, FIMA e ANAMA, che erano le tre associazioni di categoria, partecipavano alle commissioni, si prendeva anche la multa in piazza in insurrezione, se la pagava e fine le trasmissioni, non c'erano gettoni di presenza di nessun tipo. Queste cose vanno dette perché togliendo la partecipazione delle associazioni degli agenti immobiliari
a queste commissioni, peraltro previste dalla legge 3989, una legge pienamente in vigore, si è voluto togliere l'opportunità che i casi fossero portati anche all'attenzione di chi i colleghi li conosce, di chi sa come operano sul territorio, e questo in virtù di una spending review. Ma ancora peggio quando parliamo di liberalizzazione e andiamo ad abbassare l'attenzione su come si fanno gli esami, su come questi esami vengono superati, non perché quelli che sono passati negli ultimi anni non fossero idonei, io non sto dicendo questo, ma voglio dire, togli la partecipazione di un soggetto direttamente interessato, non a calmierare il numero, perché oggi io penso che ad avere numeri non sia un problema, ad avere numeri di qualità. Che è quella la cosa importantissima. Io infatti mi allaccio a quello che dice qualità con Voltolina, perché questo è un altro aspetto importante. Lei ha fatto degli investimenti in un settore che potrebbe essere veramente un'altra arma importantissima, che è quello turistico alberghiero, turistico anche residenziale, dove c'è il costruito, però deve essere di un certo modo, e c'è la risposta a quanto diceva l'esigenza, cioè rispondere a quello che chiede il consumatore, diceva Furlan prima, no? A lei. In verità mi stavo domandando quando sarebbe stato l'aggancio con il settore turistico alberghiero. Ma difatti ho sentito parlare di credibilità, di trasparenza, di qualità che noi abbiamo sempre, come dire, metabolizzato da sempre, che è quella della qualità percepita dal cliente. Allora, garanzie particolari, noi che del turismo, non dico che ci definiscono che veniamo dal futuro, ma per tante cose in realtà apparteniamo ancora al passato, noi le viviamo quotidianamente, perché noi abbiamo una reputazione che ormai è su web, è trasparente, è figlia anche dei fenomeni di questo millennio, cioè quello della condivisione. E quindi qualche padovano suo collega la sta minando fortemente la credibilità. Si riferisce al caso ultimo. Sì, ma vede, certo. Allora, credo che un altro fattore fondamentale sia proprio quello dell'informazione e quello della conoscenza, perché in questi casi l'idea che sia un prezzo al di fuori di ogni ragionevole qualità mantenuta, anziché promessa, è che però non si sa abbastanza che ormai il pricing degli alberghi, dell'offerta alberghiera, dell'ex alberghiero, dipende sostanzialmente dalla legge della domanda-offerta, come prima si citava. Cioè andare a prenotare un volo aereo oggi assolutamente non si riesce a prevedere quale sia il prezzo, perché non esiste un listino prezzi. È quello che in gergo viene chiamato revenue, e che quindi è il prezzo a seconda dell'occupazione, a seconda del livello di domanda e di quanto altro. Allora, questi sono concetti che si acquisiscono con il tempo, non ci sono effettivamente istituzioni che le possono garantire. Peraltro noi, facendo parte come albergatore, perché io vivo entrambe le situazioni, come albergatore e come operatore dell'ex alberghiero, quindi in questo senso noi come albergatori abbiamo le nostre associazioni di categoria, la Federalberghi, Confindustria e quanto altro, che definiamo abusivismo per esempio ciò che non ha abbastanza regole, come il fenomeno dell'affitto turistico, affitto di breve termine, che è il fenomeno di questo inizio di millennio. Ma risponde a un'aspettativa però del consumo del cittadino. Risponde all'aspettativa del consumatore. Lei ha agganciato questa esigenza. Un'aspettativa di carattere mondiale, un'aspettativa che quindi non può essere arginata o governata, ma disciplinata sicuramente. Ecco la responsabilità degli operatori come noi, che devono comunque chiedersi in questo contesto, come quello padovano, come quello veneto, come poter operare a garanzia del consumatore, a garanzia anche del proprietario dell'immobile, perché anche questo è fondamentale. Però naturalmente ottemperando e rispondendo a quelle che sono le domande, le attese, le aspettative della clientela. Ecco che noi quindi andiamo dall'acquisizione del bene, e qui nomino la trasversalità, cioè non era soltanto da prendermi in causa come operatore o giocatore esterno, è di fatto questa trasversalità che si sta cercando di trovare tra i professionisti. Cioè lei dice tra l'altro, cioè io avrei bisogno, allargando questo settore, di immobili di qualità che abbiano un certo pregio eccetera, perché io li do a disposizione del mercato turistico, la domanda c'è, ma datemi questo materiale. Perché se io produco qualità, produco trasparenza, produco come dire, garanzie sia nell'ottemperanza, negli adempimenti normativi, ci metto la faccia comunque, anche quelli fiscali, perché il tema della fiscalità è proprio quello che dovremo affrontare nel prossimo futuro, anche in questo campo. Allora, da una parte agevolazione fiscale da bene, dall'altra rispetto di questo, ma naturalmente la nostra professionalità è quella di agire per la commercializzazione e per la massima efficacia
nell'ambito del marketing turistico e quanto altro, cercando di interpretare il fenomeno, ma naturalmente all'interno delle regole, e questo è fondamentale. E quindi torniamo al discorso delle regole, dei controlli, eccetera. Allora, ho la pubblicità, pochi secondi, poi andiamo andiamo alla patata bollente di quello che c'è nella legge di stabilità. Anticipo, la parte governativa ci dice edilizia sostenibile, risparmio energetico, riduzione dell'IVA su combustibili alternativi, agevolazioni alle giovani coppie, sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Questa sarebbe la legge di stabilità 2016. Provvedimenti per migliorare la qualità abitativa per ridurre il carico energetico. Proroga, articolo 6 della legge di stabilità, al 31 dicembre 2016 dei termini per poter beneficiare delle detrazioni fiscali del 50% e il 65% per interventi di recupero del patrimonio edilizio e maggiore efficienza energetica, tra cui bonifica amianto, acquisto immobili e così via. Questo ci dice il governo, dopo vediamo se questo è vero, se questo non è vero, tra poco dopo la pubblicità.